proficuo incontro, soprattutto nell'ottica di una maggiore integrazione futura con le istituzioni politiche, quello indotto dal CONI Veneto al Crown Plaza Hotel di Limina, alla presenza del neoassessore allo sport della regione Cristiano Corazzari. Un'occasione quanto mai ghiotta per i vertici del CONI regionale, allargato in questa occasione a tutto il pianeta regionale sportivo, suffragate anche dalla presenza degli assessori allo sport delle 7 province, per un confronto, ma soprattutto per ribadire le reali necessità di un pianeta sportivo, secondo in Italia per risultati e movimento, ma primo in rapporto al numero degli abitanti. CONI Veneto guidato dal presidente Gianfranco Bardelle, che ha fatto gli onori di casa. Oggi l'incontro con l'assessore regionale, il nuovo assessore regionale, per definire quello che saranno le strategie da portare avanti nei prossimi anni. Sì, abbiamo dato dei dati interessanti della nostra regione, seconda regione in Italia come movimento sportivo, oltre 10.000 società sportive, 200.000 volontari che lavorano nello sport e milioni che frequentano l'attività sportiva. Questi dati è importante che li riconosciamo nel sapere che lo sport è il divertimento di tanti dirigenti, ma è anche un impegno per far crescere questa nostra nazione in certi valori che sono la salute, il turismo, l'economia, i valori, gli stili di vita, cose che noi uomini di sport portiamo avanti con grande entusiasmo. Alla presenza delle istituzioni al massimo vertice, dall'assessore regionale agli assessori provinciali e comunali, è stato un confronto franco e un confronto che dice solo una cosa: questa nostra regione ha bisogno di un rilancio dell'attività sportiva attraverso una nuova impiantistica sportiva, miglioramento dell'attività sportiva e avvicinare i nostri giovani attraverso la scuola, attraverso le società sportive, di più. Un affollato incontro servito per presentare le necessità e le richieste del grande pianeta dello sport del Veneto, ma anche per fare il punto sul movimento sportivo e per raccogliere le esigenze dei singoli rappresentanti delle numerose federazioni presenti per l'occasione dell'incontro promosso dal CONI Veneto, le quali hanno avuto la conferma da parte dello stesso assessore regionale che saranno apportate delle modifiche attuative per migliorare il testo della nuova legge regionale per lo sport, approvata lo scorso maggio. Assessore, un importante confronto con il mondo sportivo veneto. La nuova legge dello sport che è stata votata ed emanata dalla Regione Veneto proprio qualche mese fa, che oggi però è stata esaminata in modo approfondito con un confronto aperto con i CONI, i propri organi, le federazioni e questo mi dà veramente un aiuto e un contributo importante per andare a porre in atto quelle che sono le vere necessità dello sport e fare quelle modifiche anche sull'impianto legislativo che possono essere utili a renderlo più efficace e aderente alle esigenze del mondo sportivo veneto. 3 i punti fondamentali emersi durante l'incontro, ovvero la gestione dei fondi a disposizione della Regione, le norme tecniche che riguardano l'impiantistica sportiva, ma anche le nuove disposizioni dei contributi per l'acquisto dei defibrillatori obbligatorio per le società e gli impianti sportivi. Durante il summit padovano sono stati anche presentati i progetti della Scuola regionale dello sport dal direttore scientifico Dino Ponchio, mentre Gabriele Bassi, consulente per l'impiantistica del CONI Veneto, ha messo in luce il rapporto esistente oggi sull'impiantistica sportiva nella regione. Mauro Gazzero, invece presidente nazionale dello sport e dell'orientamento, ha reso edotto l'assemblea sui progetti delle scuole che ha concluso la mattinata voluta dal CONI Veneto attraverso il dibattito finale con le domande e le richieste delle singole realtà sportive del Veneto. Oggi è venuto fuori un messaggio molto positivo da un lato perché è stata approvata la legge, ma si devono fare dei regolamenti attuativi che sono poi il fondamento di sempre della legge, quindi a livello regionale ci deve essere questo impegno. Noi come CONI saremo vicini, siamo disponibili a qualsiasi incontro per migliorare questa legge. Era assolutamente indispensabile costruire una programmazione unitaria che fosse coordinata con la promozione delle attività sportive e che andasse quindi a coinvolgere tutti gli aspetti connessi alla disciplina dello sport e alla ricadute che queste hanno sul nostro territorio. Non ultima la richiesta di un impegno costante da parte della Regione Veneto a favore dello sci alpino nella candidatura già presentata di Cortina per i mondiali del 2021, ha chiuso la mattinata voluta dal CONI a Padova.